Amici appassionati, ben ritrovati da Claudio Costanzo, lieto di raccontarvi quanto accaduto al Filari di Rometta per la 19ª giornata del campionato di promozione siciliana, dove i padroni di casa di Mister Giunta ospitavano la capolista ionica a quota 44 punti e a più 5 sulla coppia di inseguitrici Terme Vietore e Tirrenia, reduci dall'ennesima vittoria tra le mura amiche e i ragazzi di Mister Moschella per 2-1 contro lo Sporting Via Grande. Il Real Rometta di contro che ha ottenuto un buon pari sul campo in linea di Mister Bianco, che ha permesso di salire a quota 18 punti in classifica. Stanno facendo anche un ottimo percorso in Coppa Italia i padroni di casa, che hanno ottenuto una vittoria quasi storica sul campo della Raga al Muto nei quarti di finale. Dando un elenco ai 22 che si sono affrontati in campo, troviamo per il Real Rometta Diddio, Giordano, Boemi, Arena, Tiano, Pergolizzi, Gangemi, Battaglia, Stramandino, Buscema e Morasca. Ionica che dovrà fare a meno di Loria, Galletta e Marchiafava si schiera un 4-4-2 con Potenza, Savoca, Bartorilla, San Filippo e Rasimenco, Smiroldo, Cambria, Monaco e Leo, Aricò e Savoca, coppia d'attacco, e proprio il numero 9 di Mister Moschella a rompere il ghiaccio con questa incursione palla al piede. Viene rimontato da un difensore del Real Rometta, proverà allora con un'altra progressione il numero 3 Leo, ancora attenta però la difesa locale che avrà una buona occasione dall'altro lato, troverebbe anche la via della rete, pescato però in posizione di offside l'attaccante di Mister Giunta. Risulta impossibile dalla nostra prospettiva a decretare se il giocatore in casacca verde fosse oltre la linea difensiva capitanata da Max Erasimenco. La Ionica ci prova dall'altro lato con questo calcio piazzato, il destro educato di Aricò è troppo flebile e facile preda dell'esperto estremo difensore Agostino Diddio. La Rometta che in chiusura di primo tempo ci prova allora anch'essa sugli sviluppi di un calcio piazzato, lo schema trova Tiano staccare sul dischetto del rigore, non riuscendo a trovare lo specchio della porta. Di lì a poco il duplice fischio del signor Trevisan di Mestre manderà le due squadre a riposo sul risultato di 0-0. Scialbo primo tempo, provano a correre ai ripari i due tecnici, si scalda la forgia per la Ionica, prova anche Marchiafava che risentirà però del problema al ginocchio, prova a innescare invece Fosforo al proprio centrocampo Mister Giunta che mette dentro Fleres per Bonaffini, perdendo sicuramente sul piano del temperamento. Entra la forgia per Leo nella Ionica, come già detto, quando i locali ci provano dagli sviluppi questa rimessa laterale. Fa buona guardia Potenza, inoperoso fin qui. Ionica che prova con Monaco, palla dentro, stop e bicicletta di Savoca. Troppo debole il suo tentativo per l'esperto difensore Agostino Diddio. Poi ci sarà un episodio chiave del match, rimessa laterale di Erasimenco, innesca il neoentrato La Forgia, gli frana addosso il numero 2 della formazione locale Giordano, che andrà anzitempo sotto la doccia secondo il signor Trevisan. Rimane in 10 uomini il Real Rometta, prova a sfruttare subito con Aricò che pesca sul secondo palo l'inserimento del giovane Savoca. È debole il suo tentativo di testa, proverà allora a fare tutto da solo l'altro Savoca, Alessio, ma anche il suo mancino non crea grattacapi a Diddio. Ci pensa allora Aricò ad accendere la luce, punta il diretto avversario, si sposta la palla sul destro, uno sguardo in mezzo, c'è l'inserimento di Savoca tra le maglie immobili del Real Rometta e Alessio Savoca a portare in vantaggio la Ionica. Pregevole il suo inserimento e il suo stacco di testa altrettanto. Il regalo di Davide Aricò, Ionica in vantaggio e sopra di un uomo quando Aricò è particolarmente ispirato. Continua a seminare panico sul binario mancino, quello di sua preferenza. Dall'altro lato ci prova con queste accelerazioni Savoca che trova il taglio di La Forgia, scavalca Diddio ma era in posizione di offside secondo il signor Trevisan. Anche qui stiamo parlando di centimetri, quando invece riuscirà a involarsi verso Diddio, non sfruttando l'occasione che poteva regalare il doppio vantaggio alla formazione ospite. E attento l'estremo difensore di Mister Giunta. Ionica che colleziona occasioni da gol, qui Fleres è costretto ad atterrare Savoca, se la cava solo con un cartellino giallo. L'esperto centrocampista della formazione locale, sui sviluppi dello stesso andrà Aricò, il suo destro a giro bacia l'incrocio dei pali e termina sul fondo. Ancora fiato Savoca per andare via sul binario destro, saltare gli avversari come fossero birilli. Arriva però il pronto recupero di Battaglia a rifugiarsi in corner. Il Real Rometta ci prova dall'altro lato con questo inserimento delle retrovie. Era stato pescato in posizione di offside però Morasca. Cambio
tra le fila degli ospiti, con Ferraro che prende il posto di Arrigò all'84esimo minuto di gioco, quando troverà l'episodio che gli permetterà di raggiungere il pareggio in Rometta. Con questo inserimento di testa di Tiano non arriva Bartorilla e allora il giovane classe 98 di Mister Giunta riesce a riportare il risultato sul pari. Entra anche Casale per Savoca nel finale, al rientro dopo un lungo infortunio. Aveva fatto il suo esordio già nella scorsa uscita contro il Viagrande. Avrà un'occasione nel finale clamorosa la Ionica, con la Forgia che non riesce a imprimere forza al suo mancino. In bocca a Diddio. Arriva il triplice fischio del signor Trevisan di Mestre. Il Real Rometta ferma la capolista Ionica, che nella prossima uscita ospiterà l'Aci Sant'Antonio. Farà visita invece al Merì la squadra di Mister Giannicola Giunta. Augurandosi allora una lieta visione, da Claudio Costanzo resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.